quest'anno i saldi non hanno centrato gli obiettivi che si erano proposti, anche se tutto sommato, come sempre, monetizzano in qualche modo un magazzino che necessita chiaramente di rinnovo. L'affluenza dei clienti in calo nei negozi rispetto al 2024, questo emerge dalla ricerca di Confesercenti Veneto Centrale ad un mese dall'inizio dei saldi. Per quanto riguarda gli incassi, nella prima settimana il 35,3% degli intervistati dichiara risultati in linea con l'anno scorso, mentre l'11% segnala una riduzione del 10%. L'impennata dell'inflazione degli scorsi anni, legata all'aumento dei costi per l'energia, ha impoverito i consumatori, mentre le scelte della Banca Centrale in tema di costo del denaro hanno frenato la crescita delle aziende che non hanno più investito. Vuol dire non poter fare investimenti, vuol dire contrarre mutui con tassi non inferiori al 7-8%, per cui le imprese, il mondo delle imprese sicuramente non ha subito una, come si può dire, una contrazione degli investimenti e ridurre gli investimenti delle imprese vuol dire ridurre una ricaduta su tutto il sistema. Noi oggi paghiamo quello che sono stati i risultati, i provvedimenti degli ultimi anni, a livello comunitario, a livello di BCE, a livello di Europa, ma questo è il risultato che oggi viene scontato.